Terz'ultima giornata nel campionato Berretti, seconda partita consecutiva casalinga per il Padova che ritorna alla Piani per affrontare la Spal e interrompere una striscia di 3 sconfitte consecutive, vendicare anche il 5-1 subito nella gara d'andata e, come spesso le accade, il Padova parte molto bene. Già dopo pochi minuti c'è questa discesa di Cisco sulla destra, punta un avversario, lo salta, poi però la sua conclusione va alta sopra la traversa, ma è ancora Padova al 13° con Nagy sulla sinistra, si ferma, chiede l'1-2 molto bene con Mariani, il tiro è ribattuto, ma poi lo stesso Giulio Maran con il destro, che non è nemmeno il suo piede, a segnare così l'1-0, vantaggio meritato per il Padova. Rivediamo la conclusione del terzino a fil di palo, 1-0 per i biancoscudati che controllano poi la gara fino alla mezz'ora, quando c'è questo calcio di punizione, il colpo di testa di Rosetti lasciato tutto libero dalla difesa biancoscudata, il gol dell'1-1 per la Spal. Rivediamo questo colpo di testa al 31° minuto e poi passano appena 2 minuti e la Spal si rende protagonista di questa pregevole azione, tutta palla a terra, c'è l'inserimento di Farina premiato così e c'è il gol del 2-1 per la Spal che nel giro di 2 minuti ribalta il risultato. Farina con il piattone sinistro non dà scampo a Rizzotto, Spal che si porta sul 2-1, ma proprio sul finire del primo tempo il Padova ha l'occasionissima per pareggiare, Aimadia scarta anche il portiere ma poi la sua conclusione viene respinta sulla linea. Si arriva nel secondo tempo, siamo al 7° minuto di gioco, c'è questo batti-ribatti in area biancoscudata e poi guardate che gol che si inventa dalla vedova, un destro bellissimo che si insacca sotto l'incrocio, gran diagonale. Qua sono solo applausi per il centrocampista della Spal, ma passano 2 minuti e il Padova ha l'occasione subito per trovare il pareggio. Cisco si allunga il pallone, poi il suo destro finisce sul palo, sfortunato il Padova anche perché sul ribaltamento dell'azione c'è questo calcio di rigore fischiato in maniera anche un pochino dubbia alla Spal per l'atterramento di Panatti, Zaggia ad atterrare Panatti, protesta anche Zaggia che viene ammonito e così calcio di rigore per la Spal. Lo stesso Panatti dal dischetto spiazza il portiere, segna il 4-1, punito anche oltre i propri demeriti il Padova che comunque continua a crederci, continua ad attaccare per cercare il gol del 4-2 e all'11° minuto guadagna anche il Padova un calcio di rigore. Qua è atterrato Mezzina, anche in questo caso ci sono forti dubbi sul calcio di rigore, fatto sta che l'arbitro decreta il tiro dagli 11 metri, si presenta dal dischetto Emanuel Nagy che spiazza il portiere, segna così il 4-2, il Padova prova a crederci, continua ad attaccare e al 23° minuto ha l'occasionissima per rientrare in partita ancora con Mezzina che però allarga troppo il sinistro che termina fuori, finisce così 4-2 per la Spal. Il Padova non riesce a ritrovare la vittoria, adesso è atteso dalle ultime 2 giornate di campionato per concludere al meglio questa stagione.